Oggi dal OP Trapani e Isole Egadi ci sono arrivate delle bellissime sarde. La sarda è un pesce che viene comunque molto utilizzato, ma generalmente in modo molto semplice. Oggi abbiamo deciso di dare un tocco gourmet a questo pesce. Paolo, cosa ci prepari? Hai detto benissimo, io ho cercato di dare una quadra a questo primo piatto che fondamentalmente me lo posso giocare anche come antipasto, quindi una pasta che la possiamo utilizzare anche come antipasto. Quindi che cosa andrò a fare? Andrò a cuocere la pasta che se tu vuoi la potrai anche già sbollentare il tuo pizzico di sale da buon chef. Io nel frattempo mi sono portato avanti che mi sono fatto un po' di sarde proprio leggermente tritate, ho messo i vari condimenti che come ben vedete un po' di formaggio, un po' di mollica, un po' di ricotta vaccina che andrò a inserire poi nelle mezze maniche rigate. Il passaggio che andrò a fare sarà intanto il mio caviale di melenzana, quindi andrò a scavare un po' di melenzana. Andrò a mettere un po' di finocchietto rosmarino che andrò leggermente a tritare al coltello, a punta di coltello. Metterò un po' di maggiorana, un filo d'olio. Giuseppe, e se per favore il tuo pizzico di sale che sta portando fortuna, il nostro sale delle saline di Trapani, esatto, della riserva, esatto, del presidio Slow Food. Esatto. E quindi mi andrò così semplicemente a schiacciare con il dorso del nostro cucchiaio e a creare questo, tra virgolette, caviale di melenzane. La pasta? Che dice la pasta? Secondo me va bene già. Perfetto, lì c'è la schiumarola, se vuoi. Perfetto, benissimo. Intanto il nostro olio di girasole alto leico, quindi messo ovviamente a 130-140 gradi, quindi nel rispetto della temperatura. Perfetto. Io andrò a fare una pastellina con dell'uovo pastorizzato, della farina di riso, quindi anche a casa potete tranquillamente fare una semplice pastellina che un pizzico di sale sempre, e poi andremo a mettere un po' di acqua proprio leggera. Nel frattempo, Giuseppe, c'è un sac à poche, quindi un sacco da pasticcere con la farcia di ricottina e sarde già precedentemente. Ok, in questo caso andremo a mettere in maniera verticale la nostra pasta sarà velocissimo, senza, quindi ricotta, sarde, ricottina, sarde, un po' di finocchietto proprio per riprendere quello che è la classica pasta con le sarde alla palermitana, con il pesto. Ok. Quindi andremo a mettere la nostra pasta ripiena nella pastellina. E poi un pan grattato che comunque sia di mais leggero, quindi andrò a prendere le mie mezze maniche. Ok, togliamo. Ok, come se fosse quasi un'arancina, no? Giuseppe, guarda, bella.
ben messa. Una panatura leggera. Benissimo. Ok. Allora, il nostro olio, la temperatura ci siamo pure. Andiamo alla nostra frittura. Guardate che belle, guardate che sono belle, meravigliose, non hanno preso olio, asciuttissime, croccanti, belle. Ok, quindi prendiamo un piatto ampio, prenderò un po' di nostro pesto trapanese, andrò intanto a fare così, giocandoci sul bordo, così, senza stare attento a geometrie particolari, ma anche l'effetto dell'odore che è meraviglioso. Poi melenzana la metto al centro, che fungerà da parte centrale. Quindi poi andrò a mettere la nostra pasta la nostra salsa e giocherò con i colori. Poi abbiamo detto la nostra ricottina che andremo a inserire. Secondo te perché, Giuseppe? Vediamo se riesci a... Cosa voglio mettere sopra? Un po' di freschezza. Freschezza, quindi qualche fogliolina, no? Di maggiorana, giocando su quello che potrebbe essere il colore. Quindi qualche germoglio di maggiorana, ok, un po' di clorofilla di basilico a dare proprio un po' di colorazione e di profumo. Giuseppe, arrivato a questo punto, quanto ci costa questo bravo, aperitivo? Insomma, questo già è questo un primo piatto, un antipasto. un entrée che possa essere per 2 persone se facciamo pari, quindi facciamo 4 bonbon ciascuno con un buon vino nostro che possa essere. Ma lì ci metterei, guarda, che ne o pensi? una bollicina siciliana, Sì, oppure uno zibibbo vinificato secco. benissimo, e concordo con te. Questo piatto è sui 97 centesimi, ma dico, siamo quasi ad €1. Arrivato a questo punto, buon pescato E buon appetito. buon appetito.